E continuiamo il viaggio all'interno di questo campionato statunitense, siamo al terzo round, andiamo a vedere come sono andate le altre partite del turno scorso. Noi ci siamo visti la partita Robson contro Sevian che hanno pareggiato e quasi tutti gli altri sfidanti hanno anche pareggiato tranne Wesley So che ha vinto e Narodinski che purtroppo ha perso. Non sta performando molto bene in questo torneo, Caruana pareggiato anche lui. E in questi tornei è importante non perdere perché quando perdi tutti gli altri poi ti scavalcano perché chi ha fatto mezzo punto, chi ha fatto un punto, quindi bisogna fare parecchia attenzione. Allora andiamo a vedere oggi la nostra partita. Robson con i bianchi gioca E4 e dall'altra parte abbiamo Shackland, uno dei favoriti del torneo grazie al suo super punteggio Elo 2714, 5 cavallo F3, D6, difesa siciliana, alfiere B5. Siamo nell'attacco Canal che non è che cosa si differisce dalla variante Rossolimo e che nel Rossolimo il nero ha già il cavallo in C6, quindi una roba di questo tipo. Nell'attacco Canal invece D6 alfiere B5 da scacco. Questo scacco va coperto, ci sono tre modi per coprirlo, c'è alfiere D7, c'è cavallo D7, c'è anche cavallo C6. In partita viene giocata a cavallo D7, lascia che ti dica due parole sulle altre possibilità. Su cavallo C6 crea questa impedonatura che non è male poiché la spinta D5 è una spinta tematica nella siciliana, quindi sicuramente il nero riuscirà a sdoppiare i pedoni. Qui il bianco può arroccare subito, può giocare D3 e la partita va via abbastanza liscia. È vero che il bianco ha rinunciato subito alla coppia di alfieri. C'è una zanzara che mi sta prelevando tutto il sangue. In realtà questa zanzara è stata mandata dall'Avis. Ok, l'altra possibilità è quella di giocare alfiere D7 più aggressiva da parte del nero che costringe praticamente o al cambio e quindi il bianco si ritrova ancora a giocare con arrocco corto oppure ancora C4 con l'idea di impostare un sistema di pedoni in questo modo, un centro fermo molto bloccato e l'alfiere che si muove su diagonali di colore opposto rispetto al centro che è stato impostato, oppure un'altra molto carina che va molto di moda adesso è A4. Ovviamente il nero qui non deve catturare per questa semplice ragione, poiché a seguito della cattura è vero che il bianco ha dei pedoni doppiati, ma questo pedone in B5 vale tantissimo. Perché vale tantissimo? In primis, limita i movimenti del cavallo. In secundis, non so se ci hai mai fatto caso, ma i pedoni laterali valgono meno dei pedoni centrali. Perché? Facciamo un semplice calcolo. Un pedone centrale o semicentrale comunque controlla due caselle, mentre un pedone a bordo scacchiera controlla una sola casella. Nel momento in cui tu trasformi un pedone laterale in uno centrale o semicentrale, magicamente inizia a controllare, cioè fa il doppio del suo lavoro. Quindi questa è una cosa da prendere assolutamente in considerazione. Questa variante ovviamente è buona per il bianco, ma non è andato così tutto sto casino per dire che alla fine il nero ha giocato a cavallo di 7. Vediamo come continua la partita. A4, ecco la continuazione che va di moda, cavallo F6, si attacca al punto in E4, lo si difende con cavallo C3, G6 per continuare lo sviluppo col fianchetto e il rocco, A5, anche questa continuazione è tipica, A6 e alfiere 2. Ora qui si è creato un buco, qui al nero piacerebbe prima o poi riuscire a spingere B5, peccato che esiste la regola della presa al varco. Se non la conosci valla a vedere, c'è un video qui gratuito su YouTube dove ti spiego questa regola, poiché qui se il nero riuscisse ad avere questa struttura pedonale secondo me starebbe molto molto bene. Alfiere G7, arrocco corto, siamo in piena apertura, D3 per liberare finalmente anche quest'altro alfiere, B5, alla fine il nero la fa questa mossa, la barra di valutazione è più 0,71, anzi no, si è ok, 0,75, è leggermente a favore del bianco che qui devi fare la presa al varco. Il nero non ricattura subito questo pedone né di donna né di cavallo, ma gioca alfiere B7. Tanto questo pedone cadrà, il bianco non sta lì a cercare di difenderlo, anche perché non ha modi. L'unico è con cavallo A4, fatto sta che questo pedone è attaccato due volte, quindi ad ogni modo cadrà. È il momento ora di creare dei piani di gioco. Bisognerebbe sviluppare questo alfiere?
non so, non mi viene nulla in mente di meglio che alfiere G5. Su alfiere 3 magari c'è alfiere G4 che mi rompe le scatole. Sì, potrei pensare a un alfiere G5, donna di 2, cercare di sfianchettare, piano tipico, però altre cose onestamente non mi vengono. Anche se dal momento in cui tolgo l'alfiere, donna cattura, c'è il punto B2 sospeso, non lo so, qui è già difficile capire come continuare. Robson trova questo bellissimo piano, cavallo in D2. Il cavallo in D2 libera innanzitutto la spinta del pedone F4 e il cavallo si può riposizionare in case molto forti dove ha sicuramente margine di manovra, cosa che non aveva dalla casa F3. Cavallo per B6, cavallo B3, donna C7, le torri del nero sono in comunicazione e adesso cavallo in A5. Ecco che si sta svelando l'idea di cavallo D2. Torniamo indietro di qualche mossa, scusami se torno indietro, ma man mano che si va avanti si svelano i significati. Andiamo a rompere le scatole con l'alfiere. Non solo, ti dirò di più. Dopo che il cavallo ha ottenuto la rottura di scatole dell'alfiere, quell'alfiere si dovrà spostare da lì, il cavallo può riposizionarsi in una casa fantastica come C4. Quindi andiamo avanti, ok, siamo arrivati con cavallo A5 che minaccia questo alfiere che ha del potenziale, quindi il nero decide di tenerselo con l'alfiere C8 e adesso alfiere G5. Quasi tutti i pezzi del bianco sono sviluppati e 5 mossa molto solida che è vero che rende cieco questo alfiere, ma è vero anche che diciamo pone le basi per un centro molto solido e quindi non ci possono essere troppe sorprese al centro. Donna di 2, come abbiamo già detto, l'idea può essere quella di sfianchettare e sicuramente di mettere in collegamento le torri. Alfiere in E6, di nuovo le torri del nero sono in collegamento e adesso ancora una volta qui non è facile capire come continuare, qui ci vuole un piano di gioco concreto. Si potrebbe pensare di migliorare la posizione di queste torri? Onestamente a me la torre qui piace perché sostiene il punto F, la spinta F. Una torre qui mi piace perché siamo su una colonna semiaperta, quindi non andrei a metterla da altre parti. I cavalli sembra che stiano bene, gli alfieri sembra che stiano bene. Oddio, questo alfiere potrebbe essere migliorato in effetti, ma dove lo metto? Robson trova alfiere F3 che è la prima mossa, no, non è vero, non è la prima mossa suggerita dal motore, ma è comunque suggerita dal motore. L'idea di questo alfiere è quella di controllare la casa in D5, ma tu mi dirai, Cristian, ma la casa di D5 in realtà, aspetta che cambio colore, è controllata 1, 2, 3 volte dal nero. A che senso ha controllare quella casa? Serve per cercare in un momento prima o poi del gioco di piazzarci un bellissimo cavallo. Per esempio posso dare anche il mio alfiere per il cavallo, tolgo un difensore su questa casa, ci piazzo il cavallo. Oppure, amico mio, c'è un piano molto più sottile che vedrai fra 2 secondi. Ti faccio vedere un'altra possibilità, oltre al alfiere F3, F4. F4 si crea un attacco a raggi X sul cavallo in F6, poiché dopo che io tolgo questo pedone c'è l'attacco, quindi avrebbe costretto il nero a catturare, quindi la partita sarebbe continuata in questo modo, con sicuramente buonissimo gioco da parte del bianco, ma la partita invece è andata con alfiere F3 e fra pochissimo capirai il perché. Cavallo in F va in D7 e ora B3, inizia a delinearsi il piano. Il cavallo vuole andare in C4, ti faccio vedere, adesso la partita va torre in A va in E8 e bam, questo cavallo è inattaccabile, fa pressione sul pedone arretrato di 6. Perché dico che è inattaccabile? Poiché a seguito di una cattura abbiamo questa fantastica casa che è eccezionale. Qui il bianco sta da Dio, anzi qui il computer consiglia D per C4, più precisa. Qui basta, il bianco ha posizionalmente vinto la partita. Quindi hai visto che cosa serviva? Torniamo indietro ancora di qualche mossa. Hai visto cosa serviva l'alfiere F3 per fare questa manovra? B3, alfiere C4 e se mi catturi il mio cavallo io mi ritrovo a un certo punto con i 2 pedoni che sostengono la casa D5. Spaziale.
Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. E ora viene giocata cavallo in B8 per portare questo cavallo in gioco tramite case ottime. E ora H3. Sono stato un po' di tempo su questa mossa a meditare, ma qual era il senso di H3? In una posizione di questo tipo giocare H3, ho detto ma magari il bianco vuole creare una via di fuga per evitare i matti in ottava traversa, però non mi convinceva questa spiegazione e come al solito la spiegazione di questa mossa ce l'abbiamo fra qualche istante e ti dirò che questa mossa che sembra così fatta così, ma in realtà è veramente geniale. Stai a vedere la genialata. Viene giocata re in H8. Quando il re viene spostato in questi casi significa che il tuo avversario vuole aprire la diagonale, quindi che vuole spingere il pedone, quindi sai già che cosa farà. E adesso alfiere G4. Ecco che cosa serviva H3, serviva a supportare l'alfiere in G4. Ma l'alfiere G4 se tu me lo catturi c'ho l'impedonatura, sì c'ho l'impedonatura, ma questo pedone è 1 inattaccabile, 2 se me lo vuoi attaccare lo riesco a difendere facilmente in 300 miliardi di modi, anche così posso difenderlo, così posso difendere 300 miliardi di modi, ma quel pedone è un vero guerriero, fantastico. Eccolo svelato il segreto di H3. Su alfiere G4 chiaramente il nero non cattura ma gioca F5, mossa prevedibile, segue E per F5, G per F5, adesso alfiere in H5. I due cavalli sono, scusate, i due alfieri sono su case affiancate, hanno il massimo della loro potenza, benché sono a bordo scacchiere riescono ad avere una gittata abbastanza consistente, motivo per cui il nero decide di limitare i danni. Questi due alfieri sono degli attaccanti, sono troppo forti, c'è bisogno di rimuoverne uno. Alfiere per F7, torre per F7 e adesso il bianco che è in vantaggio, qui il motore dà un più 1.52 che è venuto 1.32. Ok, diamo tempo al motore perché lui sta calcolando, man mano che va in profondità con le mosse valuta o rivaluta le varie posizioni. Comunque siamo almeno con un più 1 per il bianco. F4, una mossa molto sensata in questa situazione. Torre G8, re H1, il re si toglie sia dagli attacchi frontali che da quelli dell'alfiere. A seguito di per esempio cattura, scacchi, il nero potrebbe prendere tempo in alcune situazioni. H6 minacciando l'alfiere che si sposta, re H7, il re che copre il buco lasciato dalla spinta del pedone e ora torre F2. Torre F2, questa mossa ovviamente come dico io puzza sempre di raddoppio. E che cosa sarebbe accaduto se ora per esempio il bianco anziché giocare torre F2 avrebbe catturato? Cattura, cattura, cavallo in E3, torre in G va in F8, G4, ancora pressione su questo punto. Attenzione che qui il nero non avrebbe potuto spingere, è vero che ti crei un pedone passato, ma è anche vero che ti crei questo cavallo che non lo togli più via da lì, quindi questa mossa era impraticabile. Su questa mossa si sarebbe dovuta giocare, su questa mossa che cosa si poteva giocare? Sì, F4, non mi vengono in mente altre cose. F per G4, qui dice il nostro amico computer, H per G4, cambio, 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 cambio. E questa situazione scacco al re e questa situazione sembra buona per il bianco che può portare tutti i suoi pezzi all'attacco che possono coordinare per dare un po' di problemi. Torniamo a noi, chi è che mi sta chiamando? Non chiamatemi mai mentre faccio i video. Torre per E1, alfiere D4 e attenzione qui il computer dice guarda la barra di valutazione dopo questa dopo questa mossa di alfiere la barra pende a favore del bianco. Qui il computer diceva perché no migliorare la posizione di questo cavallo C6, il cavallo è lì a bordo scacchiera, l'alfiere sicuramente minaccia la torre, ma qui Robson trova una
idea eccezionale. L'idea eccezionale è questa, quella del sacrificio di qualità. Cavallo per B6. E in partita viene giocata donna per B6. Adesso andiamo ad analizzare un po' di cose. Perché su donna B6 il nero non ha approfittato per prendersi la torre? Qualcuno avrebbe detto, ma non funzionava perché io poi avevo questa mossa, ti minacciavo la donna, tu spostavi la donna e poi ti catturavo un pezzo. In realtà qui il nero avrebbe potuto catturare, e se io ti catturo la donna, tu mi catturi la donna, qui il vantaggio di materiale è eccessivo per il nero. Quindi in primis questa soluzione non funziona per il bianco. Ma la mossa corretta chiaramente qui su alfiere per F2 è donna per F2, poiché dopo che tu catturi il cavallo io riesco ad attivare al massimo i miei pezzi. Cavallo D5, questo cavallo qui sta una favola, minaccia la donna che si deve spostare, per esempio donna B7, e qui tranquillamente il bianco riesce a riprendersi la qualità grazie a questo scacco doppio. Torre per F6, alfiere per F6, si minaccia l'entrata in settima e qui sicuramente il bianco ha un gioco molto ma molto favorevole. Motivo per cui su cavallo per B6 il nero decide di giocare donna per B6, di non accettare il sacrificio di qualità. Segue cavallo D5 minacciando la donna che si sposta, va in B7 e adesso si minaccia sia questo cavallo che questa torre. Robson gioca C4 perché dà più importanza a questo cavallo. Ora ci sono due pezzi sotto, uno è il pedone in B3 e l'altro è la torre. Finalmente il nero decide di accettare il sacrificio di qualità. Vediamo che cosa sarebbe accaduto per esempio su donna per B3. Avremmo avuto un donna F4, alfiere F2, donna F2, donna per D3 e a questo punto ancora il bianco riesce a riprendersi la qualità e ancora una volta c'è questa entrata di torre in settima che sembra molto ma molto minacciosa, nonostante il nero abbia 300.000 pedoni in più. Questo cavallo non sta giocando, ricordiamolo. Ok, la partita però non continua con donna per B3, ma abbiamo detto che qui il nero finalmente accetta il sacrificio di qualità e la partita continua con donna F2. E attenzione, è vero, il nero è in vantaggio di materiale, ma è anche vero che questo cavallo al centro, coordinato con questo alfiere in H4, riescono a togliere tutte le case vitali, cioè F6 e 7, ai pezzi del nero. La torre, per esempio questa torre, non può muoversi sulla colonna E perché c'è la torre avversaria, la situazione è tragica. Cavallo C6 cercando di mettere il cavallo sia in D4, con l'idea di prendersi un ottimo avamposto, ma anche qua E5 è interessante, chiudo la colonna E e minaccio anche poi il doppio fra donna e torre, quindi ci sono un po' di minacce. Cavallo F6, finalmente il bianco si riprende la qualità e adesso torre G6, minacciando l'alfiere che si sposta addirittura in A1. Cavallo D4, chiudendo il compito dell'alfiere e adesso, ahimè, il bianco deve dare l'alfiere che non avrebbe più avuto nessun ruolo nel gioco. Re H2, qui non si poteva catturare il pedone D4, no, perché si prendeva il matto. Quindi Re H2, segue la torre bianca ha ottime case, segue torre G3, torre in E6 e adesso torre in E3. Torre per D6, F3, mossa geniale, donna G3 con l'idea di entrare su G6 e mettere alle strette il re avversario. Il nero l'unica cosa che puoi fare è chiedere il cambio delle donne per evitare l'attacco. E a seguito di questo cambio di donne la posizione diventa pari. Il vantaggio del bianco è svanito e dopo questa mossa la torre del nero ha praticamente a disposizione tutti i pedoni in terza traversa da papparsi. Segue infatti torre per D3, re G3, torre per B3, torre D4, A5, il nero inizia a andare verso la promozione, torre D7, re in F6, torre D6 scacco, re G7. Adesso vado abbastanza veloce proprio perché qui è tutta tecnica nei finali e noi la vediamo velocemente, ma puoi vedere dall'orologio quanto tempo ci mettono i signori qui a finire questo finale. Ecco, arriviamo in questo finale dove Robson ha un pedone in più,
ma il computer, come puoi vedere, segna più 0,35, ovvero situazione di parità. Abbiamo detto che al di sotto del 0,50 è quasi tutto parità. Perché? Ricordati che i pedoni di torre, cioè i pedoni a lato scacchiera si chiamano pedoni di torre, proprio perché qui c'è la torre, aumentano sempre di tanto le probabilità di patta. Questa è una piccola cosa da ricordarsi e infatti dopo che i pedoni di torre, vado avanti velocemente, vengono incastrati, il re bianco non ha più la possibilità di entrare e dopo che il re nero riesce a mettersi in opposizione col re bianco, impedisce la spinta di quest'altro pedone e ovviamente non si può giocare nessun'altra mossa. E qui ripetizione di mosse e i giocatori pattano. Bene, è stata una partita molto interessante. Il fatto che i giocatori non possano chiedersi patta, secondo me, è interessante perché, come vedi, se la giocano fino alla fine in qualche modo, anche con uno squilibrio. Qui il bianco ha 2 pedoni contro un pedone del nero e alla fine comunque poi la partita veramente è finita patta, ma se non altro se la sono giocata fino alla fine. Bene, spero che ti sia piaciuto. Allora noi andremo a seguire Robson, che ci sta stupendo in questo torneo, nel prossimo quarto turno. Spero che il video ti sia piaciuto ancora, ci vediamo presto, ciao. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!